un convegno dedicato al contributo offerto da Papa Giovanni Paolo II al Concilio Vaticano II, ma anche un'occasione per lasciar riaffiorare i ricordi, le memorie personali di chi conobbe e collaborò con uno dei pontefici più amati nella storia. È qui, nella Sala Santa Pollonia del Museo Diocesano a San Marco, che in vista dell'ormai prossima beatificazione di Karol Wojtyła chiediamo al patriarca Angelo Scola di regalarci una sua testimonianza di chi fosse Papa Giovanni Paolo II. Ma ce ne sarebbero tanti, è difficile per me fare una scelta. Posso dire un atteggiamento generale, cioè che le primissime volte all'inizio dell'anno 79 che mi capitò di incontrare personalmente il Papa, ero, come è comprensibile, giovanissimo sacerdote, molto timoroso, eccetera, e la cosa che mi impressionò subito fu la sua grande umanità e la capacità che aveva di mettere a suo agio anche a tavola tutti i suoi ospiti mediante una bonomia, un'ironia e un interessamento continuo e costante alla persona che aveva davanti. Per esempio mi colpì moltissimo che una delle prime volte si informò dettagliatamente della mia famiglia, dei miei genitori, cosa avevano fatto. Per una persona che aveva sempre gente a tavola al mattino, mezzogiorno, la sera, era impressionante la sua capacità di stabilire con forza e immediatezza un rapporto da persona a persona, a tal punto che dopo un po' rischiavi di dimenticarti di essere davanti al Papa. Tra gli ospiti invitati al convegno promosso dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Lorenzo Giustiniani del Marcianum, anche il filosofo e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, Vittorio Possenti. Il ricordo è di averlo ascoltato per la prima volta, io ero in quegli anni, negli anni 70, all'Università Cattolica di Milano, di aver ascoltato una sua conferenza famosa sulla praxis umana, e da allora mi venne l'idea di intervistare il Cardinal Wojtyła sulla dottrina sociale della Chiesa e fare un libro, e cosa che feci nella primavera del 1978, quindi avevamo degli incontri durante le sue visite in Italia, parlammo a lungo, e poi lui preparò la risposta scritta a tutta una serie, erano più di 30 domande, doveva nascere un volume di 60-70 pagine. Il testo era quasi pronto ma non rivisto nel momento in cui venne eletto Papa, e lui non dette il permesso della pubblicazione del libro, il testo era ancora presso di lui. Poi il libro uscì 22 anni dopo con il titolo Karol Wojtyła, la dottrina sociale della Chiesa. Però l'intervista fu utile in quanto lui recuperò nel famoso discorso di Puebla del gennaio 1979 questa sua prospettiva di rilancio della dottrina sociale della Chiesa, che da allora si è attuata. Quindi io ricordo le nostre conversazioni, Vittorio Possenti con il Cardinal Wojtyła all'aeroporto Malpensa, in attesa che arrivasse il volo Lotte che aveva diverse ore di ritardo, che lo doveva riportare a Varsavia, e parlammo appunto di dottrina sociale della Chiesa. Poi l'ho rivisto alcune volte dopo la costituzione della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.